professor Paolo Bernardini, che si occupa di storia moderna nell'Università di Liguria. Professore. Io innanzitutto ringrazio per questo invito e devo dire che sono particolarmente onorato di parlare a Zero Branco, sia perché c'è un sindaco così eccellente che siede alla mia destra, sia perché a Zero Branco è nato un vento illustrissimo che io ho avuto l'onore e il piacere di conoscere, il professor Gaetano Cozzi. Non so se qualcuno di voi lo ricorda. È stato uno dei più grandi storici di Venezia del Novecento, è nato qui a Zero Branco nel 1922. Questa biblioteca è intitolata a lui? È intitolata a lui, questo non mi sono arrivato sotto la pioggia, non l'ho visto, ma una parte. Ecco. Chi l'ha voluto l'intitolazione? Non c'era lei? Ecco, io l'avrebbe intitolata anche lei. Però c'è Casa Cozzi a Zero Branco, tutti i libri al comune. È una persona che non so se avrebbe sottoscritto per l'indipendenza, non conosco le sue idee politiche, non le conoscevo, sicuramente per la democrazia sì. Era un uomo straordinario perché svolgeva il suo lavoro di storico su una sedia a rotelle, aveva avuto un incidente durante la guerra e con fatica enorme studiava i documenti, per cui io lo ricordo con un affetto grandissimo. È lui che mi ha aperto un pochino le porte di Venezia nel 1987 alla Fondazione Cini, e con grande umanità. Io spero che la Fondazione Cini e San Giorgio Maggiore continui a esserci, perché un giorno si appoggerà una grande nave da crociera, visto che esce dal canale della Giudecca, questi mostri un giorno o l'altro butteranno giù San Giorgio Maggiore. Hanno la scelta tra la salute, la punta della salute, magari arrivando fino al Redentore, oppure San Giorgio Maggiore. E devo dire che spero che non buttino giù nessuno dei due, spero che sia impedito loro di passare. Questo per la memoria del professor Cozzi, che mi piace onorare questa sera. Per quanto riguarda l'indipendenza, il mio discorso sarà abbastanza breve come quello degli interlocutori che mi hanno preceduto e sarà concentrato su un solo punto che mi sta particolarmente a cuore in questi ultimi giorni, cioè il rapporto che nella storia italiana c'è sempre stato tra i movimenti indipendentistici e la sinistra. Mi sembra di percepire che sia nella sinistra, non a Zero Branco, che è un comune eletto dal centro-sinistra, sia nella sinistra in Consiglio regionale il maggiore ostacolo. E questo mi stupisce molto, mi stupisce perché se noi studiamo la storia italiana dall'unità, ma anche prima dell'unità, forse da adesso, vediamo che ci sono tantissimi movimenti di sinistra, movimenti indipendentistici che si riconoscono in una ideologia di sinistra, non necessariamente marxista, diciamo repubblicana mazziniana, almeno agli inizi. Sappiamo che Mazzini non amava Marx per niente, ma aveva elementi senz'altro di sinistra del repubblicanesimo. Per cui quando prendiamo le tappe dell'indipendentismo italiano, per riferirlo all'indipendentismo siciliano, piuttosto che quello sardo, ma anche quello veneto, vediamo che c'era una forte componente di sinistra, una forte componente mazziniana, repubblicana. Tra i grandi sconfitti dell'unità d'Italia ci sono i federalisti, che per la maggior parte erano lombardi, ma non solo lombardi, però tutti ricordano i grandi nomi di Cattaneo, che forse o Giuseppe Ferrari, che forse sono i più grandi ed erano lombardi, ma ci sono anche i repubblicani che vengono sconfitti perché si crea uno stato massonico monarchico che continua a fucilarli e a mettere in prigione Mazzini a Gaeta ben dopo il 1861. Allora abbiamo tante tappe importanti nella storia italiana. Io mi rivolgo a questo bellissimo pubblico di questa sera, mi rivolgo anche ai consiglieri regionali che appartengono ai partiti di sinistra che sembrano fare ostruzionismo verso questo. Perché abbiamo un episodio importantissimo, tra il 1891 e il 1894 i fasci siciliani, che nulla hanno a che fare con il fascismo, ma una protesta molto forte verso quel grande alleanza tra capitale anche agrario e monarchia sabauda che stava strangolando i poveri, le popolazioni rurali della Sicilia. Non solo, ma erano legati all'ideologia di sinistra anche molti dei cosiddetti briganti, che nella
sono stati insultati dagli storiografi per cent'anni, ma erano patrioti che difendevano la legittimità dei Borbone e l'invasione sabauda. Sono stati umiliati dalla storiografia, adesso non più, però purtroppo alcuni miei colleghi per tanto tempo li hanno chiamati briganti nei libri di scuola. Erano patrioti, tra di loro c'era una forte ideologia, sia legittimista borbonica, ma anche di carattere, diciamo, mazziniano, quindi della sinistra italiana, che marxista del tutto non è mai stato. La stessa, e quindi stiamo parlando della Sicilia. Nella Sicilia poi continua a svilupparsi fino adesso un indipendentismo che ha forti radici di sinistra. Il più grande personaggio, i due più grandi personaggi, ma io voglio citarne soprattutto uno è Andrea Finocchiaro Aprile. Lo cito anche perché Andrea Finocchiaro Aprile fu un costituente in un partito che si chiamava MIS, Movimento Indipendentista per la Sicilia. Quindi vuol dire che nel momento in cui i costituenti si riunirono, accettarono la legittimità di un rappresentante tra i costituenti italiani che venisse da un partito che esplicitamente si chiamava Movimento Indipendentista Siciliano, come Indipendenza Veneta, piuttosto che Veneto Stato, piuttosto che la Liga, eccetera, sono partiti o movimenti che hanno esplicitamente nella stessa denominazione l'elemento indipendentista. Antonio Canepa mi è particolarmente simpatico perché è genovese, è di famiglia genovese. Canepa è un cognome diffusissimo in Liguria, è un cognome forse il più diffuso di tutta la Liguria, ma lui, venendo da famiglia genovese, nacque in realtà in Sicilia e visse brevemente, perché morì in un conflitto a fuoco con i carabinieri nel 1945, visse brevemente una stagione intensa di indipendentismo e scrisse un indipendentismo decisamente di sinistra, e scrisse un'opera, un pamphlet quasi introvabile, La Sicilia e i siciliani nel 1942, in cui ci sono parole che si possono applicare benissimo anche al Veneto. Noi siciliani abbiamo perduto più volte la nostra libertà, la nostra indipendenza, siamo stati insultati, calpestati e soprattutto sfruttati, ridotti alla miseria, ridotti alla fame. Però dice anche alla fine: l'esperienza di tante tirannidi ci ha fatto finalmente capire questa grande verità. Tutte le volte che la Sicilia è stata indipendente, tutte le volte che si è governata da sé, è stata anche forte, ricca e felice. Invece tutte le volte che abbiamo dovuto obbedire ai padroni venuti dal continente, siamo stati deboli, poveri e disprezzati. E quando auspica l'indipendenza della Sicilia negli anni 40, attenzione, negli anni 40 l'occupazione americana, l'Italia divisa tra il Regno del Sud, la Repubblica di Salona, zona franca, la guerra partigiana al nord, c'erano anche possibilità che la Sicilia diventasse indipendente. E dice qualcosa che noi potremmo dire benissimo per il Veneto: la Sicilia di domani sarà quale noi la vogliamo, pacifica, laboriosa, ricca, felice, senza tiranni e senza sfruttatori. Antonio Canepa, 1942, è un professore universitario, era un filosofo del diritto e morì in un conflitto a fuoco, forse organizzato dalla CIA, non da CIA. Ci sono tanti libri, non credo che Gandino abbia i suoi predecessori che avevano deciso di fare la CIA quella vera, ci sono tanti libri dedicati ad Antonio Canepa perché viva la fiamma indipendentistica in Sicilia. E dottor Fioranzi mi guarda, che devo terminare. No, adesso MSI, fiamma, c'è un po' di confusione. No, Movimento Indipendentistico Siciliano, che è rinato. Se dalla Sicilia passiamo alla Sardegna, ci sono pensatori che si identificano con Mazzini, quindi diciamo la via italiana alla sinistra, che o sono fieramente autonomisti o sono fieramente nemici dei Savoia, e in ogni caso si avvicinano molto all'indipendenza. Giovanni Battista Tuveri scrive un'opera importantissima, a metà dell'Ottocento, del diritto dei popoli di ribellarsi contro i tiranni. Giorgio Asproni, con una dinastia importantissima sarda, è un senatore deputato del Regno che nei diari è fieramente autonomista, fieramente a favore di quell'autonomia, se non è indipendenza almeno l'autonomia forte. Ma perché? Perché la Sardegna, che è una terra che mi è come il Veneto particolarmente cara, ha subito politiche, diciamo, anti-classi più basse, più deboli, a partire ben prima dell'unità. Ma perché? Perché gli ultimi Savoia, Vittorio Emanuele I, che è un Savoia di cui
si sente parlare abbastanza poco. E poi naturalmente Carlo Felice, di solito noi cominciamo a parlare di Savoia da Carlo Alberto in poi, avevano tolto questi terreni comuni in Sardegna che rappresentavano i terreni che potevano essere coltivati, attraversati da tutti e davano la possibilità anche ai più poveri di avere una terra da sfruttare, una specie di comunismo sardo originario. Quando le leggi di Carlo Felice nel 1827, le leggi delle chiudende, chiusero questi terreni, perché lo fece? Perché voleva creare una classe di borghesia agraria che fosse primo legata alla corona sabauda, secondariamente fosse una classe borghese o capitalismo agraria che tenesse a bada il popolo dei contadini e dei pastori siciliani. E contro questo ovviamente reagirono, ma io sto parlando del 1827, poi ci fu l'unione perfetta, ovvero l'abolizione di tutte le prerogative giurisdizionali delle leggi locali sarde nel 1847 con Carlo Alberto. Scusate di questa lezione di storia, oltretutto io mi sento così abituato a farla nella patria del professor Cozzi, però la faccio così ricordando anche che grande maestro che fu. C'era, e questo continua un grande indipendentismo sardo fino adesso, che era l'indipendentismo di sinistra. Cosa vuol dire? Vuol dire che se poi noi spostiamo la nostra prospettiva dalla storia italiana alla storia scozzese, contemporanea, si può pensare che il partito, lo Scottish National Party, sia un partito socialdemocratico, ma certo non è un partito liberale. Le politiche che implementeranno, se diventeranno indipendenti, non sono liberali. Per finire con la Catalogna, dove la maggior parte dei partiti indipendentistici, anche se frammentati, vanno nella gamma della sinistra, includendo l'estrema sinistra. C'è una lunga storia del rapporto, ad esempio, tra il nazionalismo e la classe operaia. Ci sono addirittura storici come Ernst Gellner, che è morto abbastanza, però uno storico molto pieno di intuizioni, che legava proprio la nascita dei nazionalismi delle piccole patrie alla coscienza degli operai nell'Ottocento sfruttati. Ora concludo dicendo, rivolgendomi soprattutto allo stile dalla parte di sinistra verso la possibile indipendenza. Gramsci stesso, quindi io spero di recitare un autore che è ancora abbastanza noto alla sinistra, perché altrimenti io non so come citarne, perché dopo Mazzini, dopo Gramsci, non so quali siano i punti di riferimento ideologici della sinistra che si oppone al referendum. Non lo so, penso che Gramsci sia ancora un nome piuttosto grande, visto che è morto per quello che aveva sofferto durante il fascismo, in carcere. E ha scritto un'opera in cui dice chiaramente nei quaderni del carcere, quando si occupa del risorgimento italiano, che una rivoluzione mancata. Ma perché una rivoluzione mancata? Una rivoluzione mancata perché si è creato subito una sinergia nefasta tra il grande capitale, generalmente sabaudo, poi anche milanese, e la corona sabauda. La stessa cosa si applica alla Lombardia, c'erano nei socialisti lombardi, stiamo parlando di personaggi enormi come Turati, che sono considerati alla base dei moti contro il rincaro del pane nel 1898, che diedero vita a quel veramente meraviglioso esempio di soluzione democratica dei conflitti, Bava Beccaris che bombarda la folla inerme e questo generale che poi sarà decorato dal re Umberto I bombarda un convento di cappuccini, pensando che i cappuccini fossero dei terribili ribelli armatissimi, fa sparare al convento dei cappuccini, cosa non forte, un episodio veramente mostruoso in cui i cappuccini davano da mangiare dei poveracci, i quali rendete, ricettate le armi, ma quali armi, non abbiamo neanche da mangiare, non le scodelle della minestra, è una specie di mensa della Caritas. Anche lì c'erano sospetti da parte del governo centrale che Turati, da Kulishov, cioè i socialisti lombardi alla fine dell'Ottocento, volessero staccare la Lombardia dall'Italia piuttosto che annettersi alla Svizzera e così via. Quindi cosa dico? Dico che l'indipendentismo liberale di cui mi sento parte, cioè l'idea di creare un piccolo Stato con zero tassazione minima, privatizzare tutto il possibile, eccetera, è un indipendentismo marginale nella storia dell'indipendentismo italiano, è molto più recente. E quindi io chiederò
mentre se si va allo studio magari dei partiti politici, che a me piace meno, perché sono un po' come il Fioranzi che non è che hanno molto andare a votare, allo studio dei partiti politici bisogna andare a vedere ad esempio quanto di socialisteggiante ci fosse nella prima Lega e quanto proprio l'incertezza ideologica, perché un conto è volere l'indipendenza della Lombardia piuttosto che del nord, un altro conto è volerla gestire in modo o nell'altro. Canepa aveva idee chiaramente socialiste, personaggi sardi che ho citato avevano idee chiaramente socialiste. Nell'incertezza poi la Lega si è alleata con Berlusconi, quindi con la tradizionale situazione italiana, che non porta a niente. Quindi cosa voglio dire? Voglio rivolgere in particolare ai consiglieri regionali dell'area di sinistra che sembrano ostacolare questo progetto, non so se qualcuno li può ascoltare, però idealmente mi ascolteranno in futuro. C'è tutta una tradizione socialista molto forte, ma perfino dell'indipendentismo, ma perfino se pensiamo che la sinistra sia diventata il baluardo dello statalismo. Qui non si parla più di Mazzini piuttosto che di Gramsci, di Marx per carità, si parla di difendere i privilegi di coloro che appartengono alle categorie degli statali. Allora, la sinistra che si identifica con i sindacati statali che difende questi privilegi. Ma ha un ragionamento abbastanza banale quello di dire che un giorno che tutto il tessuto produttivo del Veneto sarà ridotto a zero, non ci saranno neanche più gli stipendi degli statali. Quindi perché? Perché noi siamo consumatori di ricchezza, non siamo produttori di ricchezza. Il professore universitario consuma la ricchezza che produce, chi produce le scarpe piuttosto che il vino, piuttosto. Noi possiamo produrre intangible assets, qualcosa di così, cultura, ma tutti, lo Stato è solo tradizionalmente un consumatore di ricchezza. Quindi se anche la sinistra veneta ha ormai sposato la causa dei dipendenti dello Stato, quindi non sa neanche più chi sia grave, Turati piuttosto che gli altri personaggi che ho citato, e anche in questo caso se deve esserci un'attenzione verso il sociale cosiddetto, cioè verso le persone che hanno un reddito più basso, i pensionati con le minime e così via. E solamente l'indipendenza potrebbe far stare meglio queste persone che sono più sfortunate. Anche perché poi uccidendo tutto il tessuto produttivo, poi piano piano lo Stato cosa farà? Toglierà sempre più peso dal settore pubblico, magari in forme brutali come quelle greche. Oggi licenziamo 50.000 dipendenti. Nel Parlamento romano si dirà ma non vorremmo mica licenziare le guardie forestali della povera Sicilia piuttosto che licenziare le guardie forestali della Calabria che notoriamente ha dei boschi più grandi di quelli del Canada. Allora licenziamo i dipendenti pubblici del ricco Veneto, tanto sono già ricchi, perché purtroppo le loro menti non sono molto lucide, non sono personaggi lucidi. Se abbiamo un ministro che insulta i veneti chiamandoli contadini, capiamo qual è il livello con cui abbiamo a che fare. Per cui nel momento in cui ci sarà un'imposizione da parte dell'Unione Europea che bisogna tagliare i dipendenti pubblici, io temo che i dipendenti pubblici lombardi, che sono già infinitamente meno rispetto a quelli siciliani, siano tagliati. Quindi è semplicemente il mio discorso è un appello un pochino articolato a quella sinistra che sembra ostacolare questo percorso. Detto questo, se poi la sinistra si identifica con la democrazia, il referendum è uno strumento di democrazia diretta, ovvero l'origine della democrazia. Si vanno a studiare la storia di Atene piuttosto che la storia veneta. Prima che si formasse il maggior consiglio c'era un arengo di cittadini di Venezia, che erano i cittadini che nei primi secoli di Venezia decidevano. E con questo, sentendo il nostro moderatore che diceva qua, pronto, così, concludo e ringrazio di cuore.